Domenica 12 aprile, con inizio alle ore 9, decine di volontari coordinati da Mare Amico, Lega Ambiente, WWF, Mare Vivo, Agrigento, Host, Agesce e Leo Club raccoglieranno parte delle tonnellate di rifiuti presenti sulla spiaggia di Maddalusa, Babbaluciara, la foce del fiume Acragas, che le tante mareggiate invernali hanno portato a riva. L'evento non è solo un'azione di rimozione di rifiuti accumulati in spiaggia, ma un forte segnale di amore per il nostro territorio, un invito alla responsabilità collettiva. Gli organizzatori pertanto hanno lanciato un appello corale alla partecipazione. L'invito è esteso ai cittadini, ai comitati civici, alle associazioni locali, agli esponenti politici agrigentini, con l'auspicio che la cura dell'ambiente diventi una priorità stabile, condivisa e trasversale. I fiumi hanno vomitato tonnellate di rifiuti e poi il mare li ha restituiti, soprattutto a Maddalusa. Per questo motivo noi domenica saremo lì per raccogliere il più possibile. Abbiamo aderito a Spiagge e Fondali Puliti, che è una campagna nazionale di Lega Ambiente che ha il suo 36esimo anno, e invitiamo anche i più giovani ad aiutarci facendo anche un gioco che poi spiegheremo, che è fare delle opere d'arte con i rifiuti, per far capire come è stato pulito la spiaggia, da una spiaggia triste a una spiaggia allegra. Questi sono i gadget che poi daremo ai primi partecipanti. Anche il WWF sarà presente. Vi invitiamo tutti quelli che amano questo luogo a partecipare domenica 12 a questa pulizia ambientale.